Quest'oggi, questo pomeriggio, per approfondire insieme alcune tematiche da tutti voi particolarmente conosciute, però talvolta il fatto di metterle insieme, di confrontarle, ci può dare anche qualche momento di riflessione e di approfondimento ulteriore. Questa giornata è organizzata nell'ambito, è stata promossa dalla nostra piccola associazione. L'associazione è un'altra idea di mondo, è un'associazione, una onlus senza fini di lucro chiaramente, che pone l'uomo, l'ambiente e l'economia sostenibile quale triade fondamento per la tutela e la promozione anche del nostro paesaggio. Quindi noi poniamo questi elementi fondanti, l'uomo, il lavoro, la sostenibilità di tutti gli interventi. E proprio per questo abbiamo pensato di venire a Venezia, di essere ospite a Venezia con relatrici anche veneziane, proprio per approfondire temi particolarmente sentiti, difficili e che possono talvolta avere delle letture diversificate. Quest'oggi con noi abbiamo l'onorevole Ilaria Bolletti, sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Abbiamo Monica Sandro, consigliera comunale del Comune di Venezia, la dottoressa Francesca Bardini del capodelegato FAI e chiuderà poi tutti gli interventi Laura Bobbato, senatrice e soprattutto presidente della nostra associazione quest'oggi. Mi permetto solo due brevi riflessioni. Talvolta noi tendiamo a pensare alle problematiche distinguendole l'una dalle altre, invece non stanno così le cose. E mi piace anche ricordare, perché talvolta quando noi affrontiamo determinate tematiche economiche piuttosto che ambientali, ci dimentichiamo un po' qual è l'elemento, il collante di tutte queste riflessioni, che è avvenuto lo scorso dicembre, quando c'è stata la famosa conferenza sul clima a Parigi. Dico famosa perché non deve essere dimenticata, però in quell'occasione sono stati presi degli importanti impegni da tutti o quasi il 95% degli stati che hanno partecipato alla conferenza mondiale. Quando noi parliamo di cambiamenti climatici parliamo anche di aumento, parliamo chiaramente dell'effetto serra, dell'aumento della temperatura, dello scioglimento dei ghiacciai. Amo quando così faccio degli interventi anche con i ragazzi, mostrare una foto che è quella dell'orso polare. Dico sempre, l'orso polare è molto lontano da noi, ma forse non lo è, perché quando abbiamo l'innalzamento delle acque, città importanti e bellezze uniche possono essere compromesse. In realtà c'è un'altra riflessione importante che deve essere fatta. Tutti noi siamo molto spesso colpiti dalle grandi migrazioni causate dai conflitti bellici. Si parla di 60 milioni complessivamente di profughi per cause belliche, 4 milioni e mezzo, 5 milioni sono dalla Siria. È bene riflettere che secondo alcune valutazioni autorevoli nel 2050 non saranno 60 milioni i cosiddetti profughi, ma saranno 200-250 milioni, e si parla di profughi ambientali. Io credo che su questo dovremmo tutti riflettere, che siamo tutti veramente sulla stessa, volevo dire barca, ma non è questo il termine che volevo utilizzare, siamo tutti sulla stessa terra e non siamo lontani gli uni dagli altri, e tutti noi poi ci dobbiamo trovare ad affrontare problematiche e conseguenze che possono essere architettoniche, paesaggistiche, ma alla base di tutto ci stanno delle criticità ambientali forti con ricadute economiche e sociali. Ecco, io penso che sia da questo che sia corretto partire con la nostra riflessione. Quindi lascio la parola a Ilaria Bolletti, in quanto una delle tematiche che
da tempo affrontate, che sembra non trovi soluzione, ma in realtà la soluzione deve essere trovata per rispetto della città, dell'economia, della società tutta, ed è legata alla sostenibilità del turismo, alla fruizione del nostro territorio, del territorio veneziano, del turismo, e anche, soprattutto, da quali sono gli strumenti, i mezzi che consentono di avere il turismo che oggi abbiamo, e da capire se questa sostenibilità del turismo è pensabile, è progettabile per il futuro. Quindi ringrazio, passo la parola all'onorevole